non neghiamo la difficoltà di trovare personale medico, ma diciamo con forza che alcune caratteristiche del rapporto di lavoro della dirigenza medica in Veneto non merita di essere rappresentata con dati vecchi, con dati distorti rispetto alla realtà, e che non dà ragione dello sforzo che il Servizio Sanitario Regionale e le aziende sanitarie del Veneto stanno facendo per garantire le prestazioni. Le criticità ci sono e le ammette il direttore generale della Sanità del Veneto e ci tiene a precisare, in risposta agli attacchi della minoranza, che c'è stato un incremento di medici in pianta stabile nella sanità veneta, scelta obbligata dalla pandemia. Mancano sanitari al pronto soccorso, i concorsi sono indetti ma si presentano in pochi e non tutti superano la prova. Ma noi continuiamo a fare i concorsi, a fare procedure di arruolamento, a dare incarichi ai medici che sono disponibili, e solo in parte residua, lavoriamo cercando attraverso rapporti esterni come le cooperative di coprire i nostri turni. Questa non è la nostra finalità, stiamo lavorando per superare questa criticità, ma ci tengo a dire che noi continuiamo a lavorare fortemente con le nostre aziende per migliorare il numero assoluto di medici che abbiamo in servizio. Ribadisco, noi oggi abbiamo più medici dipendenti del 2019, del 2020 e del 2021, e parlo di dati al 31 marzo 2022. Quanto alla fuga dei camici bianchi dai reparti ospedalieri, Flor commenta che è un fenomeno nazionale, che buona parte sono medici che hanno raggiunto la pensione. Poi c'è la questione stipendio legata al contratto nazionale, anche se a livello regionale si potrebbe intervenire. Si tratterebbe di incrementare le risorse del 2% con un'iniziativa che non è contrattuale ma extracontrattuale, quindi sarebbe un'iniziativa importante. Vi dicevo, stiamo lavorando per trovare soluzioni alle aree critiche e stiamo lavorando per dare la giusta retribuzione e il compenso che le norme ci permettono di dare. Noi stiamo dentro un contenitore che è la regolamentazione contrattuale nazionale, ricordo non è la spesa per il personale, è la regolamentazione contrattuale. Il contratto di lavoro è alimentato da fondi, i fondi hanno una modalità di determinazione. La Regione Veneto, voi sapete, tutto si può dire, ma non che ha risparmiato soldi sul personale.